Benvenuti alla Taverna Friuli Podcast, il podcast definitivo sui vini di Friuli Venezia Giulia. Sono Wayne Young. Troviamoci qui ogni settimana per 4 chiacchiere con vignaioli e altri personaggi da questa sottovalutata regione del Friuli Venezia Giulia nel nord-est Italia. Salve amici di Vini Friulani, e finalmente siamo qui con questo speciale puntata sul World Pignolo Day. World Pignolo Day è stato mese scorso, il 20 di marzo, organizzato già da diversi anni dal mio amico Ben Little, un ospite spesso su questo podcast. E questo è stato il secondo anno che è stato organizzato veramente un evento importante, non solo un incontro in vigne o forse in qualche ristorante, ma un incontro in centro Udine che porta insieme questa organizzazione abbastanza nuova del consorzio, del gruppo di produttori di Pignolo in Friuli Venezia Giulia. Sono stato invitato dal mio grandissimo amico Ben Little di fare una tavola durante questa manifestazione proprio nella sala dove c'erano tutti i produttori del gruppo di produzione di Pignolo. In questo modo, durante queste piccole interviste che faccio in questa puntata speciale, si senti il rumore delle persone, perché se vedi un po' i miei social, si vede che sono stato collocato con una tavola e i miei microfoni tra il pubblico, praticamente. Potrebbe vedermi proprio seduto con cuffie, con queste conversazioni, con questi ospiti veramente speciali. È stata veramente una bellissima giornata, non vedo l'ora di rifarlo il prossimo anno, e mi ha dato questa spinta, questa idea che in qualche futuro devo fare i podcast live, proprio in diretta. Mi piacerebbe organizzare, spero prima delle fine del primavera, qui in Friuli, qui a Udine, in qualche posto dove, insieme con una dozzina di persone al pubblico, ma con un ospite importante, si può fare una chiacchierata davanti di tutti, magari anche con un bicchiere di vino in mano. Cosa pensate? La Taverna Podcast Live. Cosa pensate? Dammi un'idea, dammi le tue impressioni di questa idea. Cosa pensate? Registrato e dopo pubblicato. Comunque, andiamo avanti con la prima di queste interviste del World Pignolo Day. Il primo è stato Alessandro Venanzi, il vice sindaco di Udine. Scherzo sempre con Alessandro, che ci vediamo solo nei posti più belli, negli eventi più belli, quando si gira l'idea del vino, quando ho fatto il temporary shop a Udine, Udine Friuli Doc e questo evento di World Pignolo Day. Dai, andiamo avanti con questa prima conversazione con il vice sindaco Alessandro Venanzi, che parla dell'importanza della cultura di Pignolo. Alessandro Venanzi, vice sindaco di Udine, un grandissimo piacere di averti qua. Grazie, sul World Pignolo Day. grazie. Noi ci vediamo sempre nei posti più belli, no? Sempre quando si parla di vino noi ci incrociamo, e allora è sempre un piacere vederci. Ci troviamo in realtà oggi in un posto molto molto bello, che è Salone del Popolo, no? Esatto. Che per chi non lo sa, Salone del Popolo è appunto nel centro del palazzo comunale, perché una volta qui c'era un giardino pubblico, si chiama Salone del Popolo perché qua si incontravano i popolani della nostra comunità moltissimi anni fa, e in questa sala sono rappresentati, se ti guardi attorno, sono rappresentati tutti i mestieri principali che noi conosciamo, quindi tutte le ancelle ritratte hanno in mano uno strumento di un mestiere, quindi insomma è una sala che ricorda chiaramente la tradizione e l'identità della nostra comunità. L'identità ce l'abbiamo tanti oggi, con Oggi tutti si questi parla produttori di di Pignolo, no? La tua esperienza con Pignolo, tu ovviamente
ovviamente, perché ci incrociamo sempre nei eventi di vino, ovviamente il vino ha un posto importante nel tuo cuore, nella tua cultura. E allora il Pignolo, tu hai, non lo so, una prima memoria di Pignolo o un'esperienza speciale che puoi raccontarci? Allora, io devo dire che sono fortunato perché faccio l'assessore alle attività produttive, quindi anche agli eventi, e quindi Friuli Doc, per chi insomma lo conosce, la nostra regione è l'evento gastronomico più importante e anche che parla di vino più importante della nostra regione. Col vino ho un legame un po' particolare perché mi piace molto ascoltare le storie, le narrazioni che i viticoltori poi ti vogliono trasmettere quando cercano di raccontarti il vino che producono. Il mio primo pignolo, perché questa fosse anche un po' la domanda che volevi farmi, il primo pignolo che ho bevuto è stato un pignolo di Ermacora. Ero un po' più giovane rispetto ad oggi, quindi molti anni fa, Dario Ermacora, che ho conosciuto per altri motivi, appunto quando sono andato a trovarlo in cantina mi fa: ti faccio assaggiare il pignolo. Io non lo conoscevo molto perché poi ero abbastanza basico, poi devo dire che negli anni ho affinato la mia conoscenza sul vino ed è stato un amore a prima vista. Quando 2 anni fa Ben, insomma Nicola e altri sono venuti a Fabio a trovarmi per dire: vorremmo fare a Udine questa cosa. Poi Ben ha fatto un lavoro, lo sappiamo, straordinario, mettendo vicino degli interlocutori che nella storia della nostra regione quasi mai sono riusciti a stare vicini, se non in momenti particolari, e ha detto: vorremmo fare a Udine questa cosa. Udine direi che è il luogo più naturale dove fare questa iniziativa, perché racconta identitariamente appunto la storia di un territorio. Il nostro territorio è composto da ambasciatori che sono i nostri vignaioli, che promuovono l'identità straordinaria che la nostra regione, ma soprattutto il Friuli, riesce a dare in giro per il mondo. Molto bello, molto bello. Se tu potevi, non lo so, fare una cena a casa perfetta per un bicchiere, un bottiglia di Pignolo, cosa scegli? Sei un cuoco? Piace cucinare? Mi piace molto cucinare, devo dire, sì, insomma, tra me e mia moglie, anche lei è molto brava a cucinare, ma io mi diletto perché mi piace anche bere vicino qualcosa di interessante, quindi allora, la mia passione nasce all'inverso, sulla cucina. Ok, allora io sto pensando di una situazione quando tu con tua moglie ha deciso di fare una cena, o insieme, o fa lei o fa te, e dice: questo sarebbe perfetto con il Pignolo. Cosa viene in mente? Allora, devo confidarti che mia moglie non beve molto vino rosso, lei predilige i bianchi, quindi io devo, come dire, stare infatti lo tengo tutto per me, quindi devo tenere uno dei vini che piace, che piace molto a mia moglie, e ne abbiamo parlato proprio indirettamente nell'incontro che abbiamo fatto poco fa nella sala qui a fianco, che è il Vintage Tunino, no? Quindi insomma, chiaramente lei casca bene in piedi da quel punto di vista. Non è un male vino. Però devo dire che un mio piatto, un piatto che mi piace molto, che è abbastanza nordico, che appunto è come si dice, lo spezzatino, piuttosto che il goulash, ognuno lo chiama in vari, quello lì è con la polenta, è uno dei miei piatti preferiti, perché dopo c'è la grande parte della scarpetta che assume un ruolo fondamentale. Ecco, credo che quel piatto lì, abbinato a un buon pignolo, credo che sia il connubio perfetto per farmi andare a dormire veramente tranquillo. Benissimo. Io sono d'accordo con te, è un bellissimo abbinamento con quel tipo. È anche un cibo che si trova tipicamente qui, no? E fa parte del nostro, anche se tu dici che è nordico, però sì, è nordico. Il goulash con polenta o un spezzettino con polenta si trova spesso qui in Friuli. Anche in Friuli, ovviamente, insomma, e stanno nascendo anche locali, penso alla nostra città, che propongono sempre più spesso questo tipo di piatto, anche perché la nostra città sta, tra virgolette, fortunatamente subendo un grossissimo turismo che arriva da nord dell'Europa, e quindi è chiaro che far trovare un piatto che può piacere, è vero che uno viene qua probabilmente per il San Daniele, per il montaggio e per altri prodotti, però è chiaro che allo stesso tempo un piatto comfort zone non è male, però allo stesso tempo è un piatto che penso, insomma, al Tirolo, penso chiaramente anche al Veneto, è un piatto che si trova in varie ricette, ecco, quindi insomma io ho quello della mamma che rimane sempre il migliore, però insomma, ecco, il goulash mia mamma lo chiama lo spezzatino per quello, esatto, con la polenta, quindi quello lì è uno dei piatti che mi evoca la mia infanzia, ma anche chiaramente piacevolissimo da abbinare un buon pignolo. Bellissimo. E volevo chiederti, perché stavo pensando di questa idea di Pignolo come ambasciatore
no? Pignolo come un simbolo per Friuli fuori dal Friuli, perché abbiamo pensato di turismo che viene qua. Allora, che tipo di impressione secondo te dà il Pignolo al resto del mondo? Ma chiaramente il Pignolo oggi non è conosciuto come si meriterebbe, perché chiaramente è un ambasciatore di una terra, è uno strumento straordinario che in altre parti d'Italia avrebbero venduto molto meglio e molto prima. Ok. Chiaramente il paragone più naturale può andare verso il Piemonte, penso al classico, dico classico ma straordinario Barolo, che è un vino che tutti conoscono in giro per il mondo. Il Pignolo evidentemente deve raggiungere non solo quello standard comunicativo, perché qualitativo sicuramente sta facendo ottimi risultati, ma va promosso meglio. Ecco, credo che la nostra regione, il nostro Friuli possa puntare su questo tipo di vitigno, perché è autentico, non solo è autoctono, ma è autentico. Bello. Perché racconta il nostro, come dire, il nostro essere anche un po' friulani. Insomma, tu ci hai conosciuti e ci conosci da tempo, noi siamo gente che difficilmente dà confidenza. Però quando la dà si apre in maniera straordinaria, forse anche mi piace pensare più degli altri. Ecco, il Pignolo è un po' questa cosa qua, quando prendi quella confidenza, quando entri in quella sintonia, è una cosa che diventa inscindibile, e credo che in ogni cantina di un appassionato di vini ci stia un Pignolo a tutti i costi. Bellissimo, bellissimo. Se dovevi paragonare un Pignolo con, non so, un libro, un film, un tipo di musica, secondo te cosa si può Sulla collegare? musica andrei sul rock and roll. Lo paragono a un calciatore che ha fatto un pezzo di storia della nostra città, un pezzo di storia del nostro territorio, che è Arthur Zico. Ecco, lui è il nostro Arthur Zico. Il Pignolo è nostro. È il nostro Arthur Coimbra. Fantastico. Alessandro, grazie tantissimo per il tempo dedicato. Grazie a te. Ciao. Voglio ringraziare il vice sindaco Alessandro Venanzi per il tempo passato alla tavola di La Taverna a World Pignolo Day. Nostro secondo ospite di questa puntata di World Pignolo Day è Adriano Gigante, un produttore di Corno di Rosazzo, grandissimo amatore del ballo. Lui è, non so se sapete che Adriano piace tantissimo andare a ballare. Durante questo momento con Adriano abbiamo parlato di quanti hanno detto che era pazzo per mettere su il Pignolo, ma sentiamo adesso di Adriano Gigante. Signor Gigante, come stai? È stato un grandissimo piacere averti qua. Grazie, sto molto bene, siamo in piena forma. Sto assaggiando il tuo Pignolo in questo momento. Tu sei uno di quelli che fa proprio un Pignolo raro, no? Con questo almeno 10 anni in bottiglia. Sì, ho cominciato, ero già arrivato vicino col 2008, che tra l'altro il primo che avevo preso, già col 2008 avevo preso 5 grappoli sulla guida su Bibenda, e col 2.9 ho cominciato a uscire dopo 10 anni, proprio bello. Come concetto così perché io ho una storia che quando ho piantato il Pignolo nel 97, il primo anno di produzione, che siccome mi è andato avanti un po' le viti così, l'ho avuto nel 2002, e dopo qualche mese sono andato con mia moglie e mio cugino Giuliano Ariedo, a assaggiarlo in cantina, e ho detto che bisogna buttare fuori subito le viti perché secondo me tanti lo dicono, no? Secondo me era imbevibile. E allora lei mi fa, ma guarda che io ho provato, ho detto in giro in qualche azienda importante, dice, questi che poi diventano buoni col tempo. Io ho detto, per me voi due siete matti. E invece poi andando avanti ho capito che ha bisogno di una certa evoluzione, insomma, no? Poi quella era un'annata fredda, che era il 2002, 2003 è stata un'annata più calda, per cui è arrivato vicino prima. È stato il primo vino che mi hanno premiato, quella volta mi ha premiato con le 5 bottiglie la guida dell'Espresso. Mi ricordo che ho fatto un evento a Firenze dove l'ho messo vicino a dei Brunelli di Montalcino ed è uscito veramente alla grande, per cui lì ho capito che il Pignolo poteva diventare un vino, importante. Sì. E siamo andati avanti. La fortuna che ho è che
quando ho deciso di piantarlo è stato un momento in cui io avevo un vigneto proprio attaccato al mio vigneto storico, che aveva avuto un problema di un paio di frane, e ho dovuto rifarlo, e lì c'era solo Merlot, e ho deciso di piantare il pignolo. Per cui bella scelta. ho piantato in un terreno che è uno dei più bei terreni, se non a fianco dello storico, è la zona più bella che ho delle aziende. Ok. Qui sei Marna pura, con esposizione totale, un terreno che drena molto. E siccome il pignolo sta bene in quei territori lì, dove tu hai una bella maturazione. È il posto perfetto per pignolo. È il posto ideale, secondo me. Io proprio sono abbastanza convinto che uno dei problemi del pignolo è anche il fatto che è stato piantato più o meno dal 90 al 2000, la maggior parte delle aziende, e lo hanno piantato dove avevano gli spazi. Allora io ho avuto un colpo di culo, perché mi sono trovato questo posto qui da ripiantare, perché ho dovuto rifare, che era perfetto. Magari un altro aveva un terreno dall'altra parte, l'ha messo lì, ma non è detto che il pignolo, secondo me, predilige questi terreni di marna con esposizione, più buon drenaggio, e allora ti trovi che magari hai poi difficoltà, no? Io non sono favorevole sui rossi alla passatura, perché trovo che tendono a perdere tipicità, diventano più grandi vini ma un po' meno tipici. Dato che il problema che abbiamo è quasi contrario, cioè se potessi fare un grande pignolo a 13 gradi, ma non si riesce, perché devi aspettare la maturazione dei tannini dei vinaccioli che vadano in fondo molto, perché sappiamo che altrimenti con tutto il carico tannico che ha l'uva di pignolo, se non è ben matura, poi te la porti avanti per anche 30 anni, che tanto rimane sempre verde, per cui non hai alternative che aspettare la vendemmia. Allora io noto che quando andiamo a fare le analisi, che col consorzio noi cominciamo già a metà agosto a fare tutte le analisi, io vedo che quando gli altri rossi sono a una certa gradazione, il pignolo ha sempre 2 gradi in più. 2 gradi in più? In più, è sistematico. Cioè quando, non so, un Merlot da noi ha una certa gradazione, il pignolo di solito, dove ce l'ho io, in quell'esposizione lì, se il Merlot ha 11 gradi, quello è già a 13,5. Wow, ok. E allora è chiaro che poi quando è maturo arriva a 15, 14,5, 15. Questa gradazione, stiamo cercando se si può aumentare la produzione un pelino per riequilibrare, però la realtà è questa, insomma, che il pignolo tendenzialmente ha bisogno di avere una gradazione alcolica per poter essere ben maturo, e poi hai anche un bel lavoro successivo in cantina. Ok, e come pianta, che tu hai avuto questa fortuna di trovare il posto perfetto per piantare, però le sfide della pianta di pignolo cosa sono secondo te? Ma diciamo che la cosa che purtroppo ha è questa non uniformità di produzione negli anni. Ha abbastanza alti e bassi, e io non ho capito esattamente, credo che sia una sua proprio, sia congenita la faccenda, cioè non ci sono errori, perché noi lavorazioni le facciamo uguali. Lì è una zona che non prende gelate perché siamo in collina abbastanza alta. Sì, per cui però un anno hai una produzione, io credo di non aver mai fatto 50 quintali ettaro. Wow. Cioè, noi lavoriamo dai 30 ai 40 quintali ettaro di media. Forse ho fatto il 2018, mi pare di aver fatto un periodo di produzione in più, però mediamente siamo a produzioni di 30-40 quintali ettaro. Cioè, questa è la realtà. Per fare un pignolo di un certo carattere, credo che questa è la realtà, insomma. C'è una bellissima eleganza sulla tua che ho appena assaggiato, no? C'è qualche, non lo so, tempo in botte, quanto tempo si mette, lascia in legno di più, perché sento l'importanza del tannino, ma non sento l'aggressione del tannino su questo vino. Equilibrio di frutta, di tannini, di alcol, è tutto lì, è molto molto bello. Ma guarda, noi non è che facciamo miracoli in cantina, e questo sta circa 3 anni in botte, piccola, nel senso, io non uso botti piccole, raramente uso botti da 300-350 litri e 500. Adesso stiamo anche modificando un po' la cantina, però mediamente questo è stato lavorato su quelle dosi lì, e poi abbiamo delle botti da 10 ettolitri che lo tagliamo assieme alla fine. E rimane anche in botte grande, ma usata per un periodo. E poi da lì andiamo in acciaio, sta un po' in acciaio per decantarsi tutto, perché uno dei problemi che ho avuto nella mia storia è stato proprio uno dei più premiati che ho avuto, che è stato il primo premiato, che è stato nel 2003, che l'ho imbottigliato un po' veloce, perché gli anni lì non usivo a 4-5 anni, e mi ha tentato a fare dei depositi. Allora adesso evitiamo
andiamo in bottiglia molto più tardi, facciamo qualche anno in meno di bottiglia, ma lo teniamo prima anche in acciaio un periodo proprio perché si decanti perfettamente, poi non hai grandi problemi è un prodotto più stabile in bottiglia. E allora io so che tu sei un grandissimo, amo tantissimo ballare, no? E allora volevo chiederti se dovevi paragonare il pignolo con un ballo o con un tipo di musica, hai qualche paragone che si può fare solo per scherzo? Beh, io credo che sicuramente, lo dico io così come pensiero, perché per me è uno dei balli più squadrati che c'è, il tango, no? Il tango ti dà sensazioni di blocco, di partenza, di cose che è come dire che tu bevi e hai questi grandi ritmi bevendo il pignolo, no? Questi supporti tanici finali, così, no? Perché il tango, anche col fatto che ogni tanto fa anche il casquet, no? Senti queste cose che ti lo fanno somigliare, ad esempio, a un vino di questo tipo, che non è proprio un velluto quando lo bevi, cioè quando lo bevi la bocca ti rimane abbastanza con una certa grinta e quant'altro, per cui credo che sia, cioè io penso che il tango sia il ballo del pignolo. Molto bello. Grazie Adriano, è stato un piacere. Grazie a voi. Ciao. Grazie Adriano per il tempo passato qui sulla taverna. Terza piccola intervista che ha fatto un amico nuovo, si chiama Paolo Bonazzi, una giornalista di Trieste che ho incontrato più o meno per caso, introdotto di una delle persone a World Pignolo Day. È stata veramente una bellissima esperienza perché una persona che non conosco non è un produttore di vino, però una persona lì per scoprire la bellezza, il mondo di Pignolo. Prima di questa intervista ha fatto una piccola intervista anche con me, perché lui ha lavorato anche nel mondo di radio in Italia. Allora, praticamente insieme, in piedi, davanti alla tavola di La Taverna, lui ha fatto una piccola intervista anche con me. E allora è stato un po' interessante per ritornare a intervistare questa persona. È una persona gentilissima, però si vede che la risposta alla fine che mi è piaciuto tantissimo, ma deve aspettare la fine di questa conversazione con Paolo Bonazzi. Adesso va, lo senti, ti sento benissimo. Ottimo, anche. Ottimo. Grazie Paolo per essere qui, World Pignolo Day, primo ospite. Grazie a te. Sul primo. Paolo, ricordami il tuo cognome? Bonazzi. Bonazzi. Come paparazzi. Ah, Bonazzi paparazzi. Schiamazzi, altre parole che si possono dire. Bellissimo, bellissimo. E cosa ti porta qui a Udine per questo World Pignolo Day? Salutare un amico che è Andrea Torcasio, che lavora per Rodaro. Ok. E conoscere, dato che io sono un emerito ignorante in fatto di vini, questo significa per me imparare, discernere, capire, farmi insegnare qualcosa. Tutti i giorni c'è qualcuno che può insegnarmi qualcosa, no? In tutti i campi. Non si deve mai smettere di imparare. Oggi è una grande occasione per questo. Esatto. E allora hai assaggiato qualcosa che ti ha attirato, qualcosa speciale? Sì, ho assaggiato di questo tavolo Allora, intanto il Rodaro era buonissimo, che abbiamo anche assaggiato insieme. Vino importante. Sì. E poi di questa tavola qui vicino, tavolo numero 5. Abbiamo assaggiato la terza bottiglia. Ah, ok. In mezzo e l'ultima. Ok. Allora, che tipo di impressione ti ha dato il Pignolo fino adesso? Mi piace anche questo perché non sei un esperto. No, sei ignorante come una capra. E allora l'impressione sarebbe molto emozionale. È stata una scala graduale anche di sensazioni e di corpo per quanto riguardava i vini. Ok. Quindi sono arrivato ad una bottiglia che esaltava certi sapori e aromi con un corpo molto più importante delle altre, forse anche meno, che bilanciava forse l'acidità anche con un tono, un corpo che non so come definire. Ok. È interessante l'aspetto della cultura che questi vini esprimono, perché ognuna di queste case
vinicole porta una storia, una tradizione di famiglia, una cultura. Dietro non c'è solo dell'uva spremuta, c'è del sudore, ci sono delle lacrime, c'è del sangue delle persone. Esatto. Come l'abbiamo detto prima, che sì, questo fa parte della cultura. E veramente. questo è un aspetto enorme per noi sì. di conoscenza. Di conoscenza. Perché entri proprio in un mondo. E tu sei giornalista? Io sono giornalista dal 2001. Sono iscritto all'ordine dal 2001 e in questo momento sono freelance, ho diretto la Radio Bologna, Radio Tau, l'emittente dell'Antoniano, sono stato direttore delle news. Il tuo voce viene così bello tramite il microfono. Sì, ho lavorato per parecchi anni. Sono stati 14 anni molto belli. Hai fatto anche un'intervista anche con me 2 minuti fa, allora ti ringrazio per quelli 2 minuti che posso esprimermi, anche se sono sentito un po' sotto pressione. Ma è bello, abbiamo fatto 2 chiacchiere, facciamo 2 chiacchiere così amici esatto. E in assoluta libertà, quindi. E Udine come città, come ti colpisce? Udine ha un bellissimo centro, ok, con dei bellissimi palazzi intorno alla piazza. È un mondo completamente diverso rispetto a Trieste, tant'è che è sempre esistita una atavica frizione tra udinesi e triestini. Certo. Come saprai, no? Culturalmente. Certo, L'udinese si ritiene più lavoratore, più serio, il triestino viene definito magna e bevi, quindi c'è già una connessione con i vini in un certo modo. E in realtà non è così, ma sono aspetti diversi proprio della vita. L'affaccio sul mare è importante. Ma anche tutte le popolazioni del mondo le conosci e impari a conoscere anche attraverso il clima, le temperature del clima, se hanno monsoni o non ce li hanno, se hanno tornadi o non ce li hanno, se hanno il mare o non ce l'hanno, se il clima è continentale. Questo influisce sul carattere delle persone e sul modo di vivere. Assolutamente. Quindi è chiaro che ci sono differenze tra Udine e Trieste. 2 belle città entrambe. Certo. Io poi del Friuli sono innamorato di Cividale, di Palmanova, di Aquileia. Cividale c'è proprio nel mio cuore, veramente. Il Ponte del Diavolo. 100%. Anche per me è stata una città, una sorpresa. Se dovevi paragonare il pignolo che hai assaggiato fino adesso con un personaggio, con un carattere. Umberto Eco. Perché è bellissimo. Perché? Perché ho sentito i segni e lui è stato uno dei massimi esperti di semiotica, di studio dei segni, del linguaggio. Ok. E ha fondato il DAMS a Bologna e qui ho trovato i segni in questo, ed è una forma anche questa di linguaggio, di comunicazione. Bello. Il pignolo è un linguaggio, ti parla. Fantastico. Paolo, grazie tantissimo. Mi piace tantissimo che tu hai risposto a quella domanda, ma subito, non dovevi neanche pensare. Umberto Eco. Avevo studiato. Bravo. Grazie tantissimo, Paolo. Non è vero, Grazie mille. Grazie a te. Grazie tantissimo, Paolo, per l'opportunità di conoscerti. Prossimo ospite su questa puntata speciale per World Pignolo Day, una cara amica, una carissima persona, Michela Scarello degli Amici. È stato lei a intervistarmi, non sono stato io a fare intervista a Michela, è stata una conversazione molto carina, molto sciolta, e volevo anche aggiungere, perché alla fine ho fatto una domanda e dopo questo lei che non aveva una risposta a questa domanda, quando finiamo con Michela ti dico come mi ha risposto. Allora andiamo avanti con questa piccola conversazione con Michela Scarello. Ho qualcuno qui che vuole fare un'intervista con me. Yes. Voglio intervistare Wayne Young. Perché? Perché mi piace molto il suo punto di vista sul vino, sul territorio, sul senso di parlare del vino. E quindi Wayne, oggi siamo qui a World Pignolo Day. Esatto. È il giorno mondiale della felicità. Infatti. E cosa ti rende felice quando parli di vino o quando assaggi un vino? Cosa mi rende felice? Questa è una bellissima domanda. Allora, devo pensare, cosa mi rende felice quando si parla di vino?
E mi rende felice le memorie, le esperienze che ho fatto o personalmente con degli amici, assaggiando in gruppo, assaggiando con degli amici, esperienze con i produttori, perché ovviamente il mio lavoro qua si parla spesso di questi chiacchierate che faccio con dei produttori del vino, e allora trovo sempre, quando parlo con un produttore di vino, una sensazione di collegamento emotivo con il suo lavoro. Se non lo sento quello, ho qualche dubbio sul vino che produce quella persona lì. E allora devo sentire un'emozione, un collegamento di cuore con quello che si fa, e si trova spesso, secondo me. Sai, oggi mentre ascoltavo Bigot e Simonit parlare della vigna, parlare della loro esperienza sia nella parte radicale della vite che nella parte aerea, e hanno distinto così bene questi due elementi, ma mi è piaciuto anche tanto pensare che noi ci occupiamo di ristorazione e ci occupiamo di materie prime, immaginare quanto c'è di dettaglio, di pensiero, di cultura nel vino, e quello che arriva nel calice, come in tavola così nel calice del vino, è una minima parte di tutto questo processo straordinario, per cui partiamo da una materia prima estremamente intrigante come un chicco d'uva, per arrivare a qualche cosa che di fatto potenzialmente non ha tempo, no? E questo è veramente straordinario. Esatto. Grazie Wayne è stato veramente un piacere tempo. essere qui con La Taverna con Michela Scarello. Tu puoi essere il mio co-host quando vuoi, assolutamente. Quando ti trovo ti intervisto. Ok, no, ma io devo fare domande anche a te adesso, non ti puoi scappare così facile. Ma io voglio scappare. No, adesso io ti faccio una domanda. Allora, io voglio sentire da te, che stiamo parlando di Pignolo, e la tua, non lo so, esperienza, memoria, qualche momento emotivo che ti ricorda quando si parla di Pignolo. Ma ne ho sempre avuto un ricordo come di un vino molto speciale, e effettivamente la produzione è piccola, e forse quando le prime esperienze col Pignolo riguardavano davvero pochissimi produttori che lo facevano. Oggi qui ci sono 35 produttori, che sembra un numero enorme per un vitigno così invisibile, però esatto. È davvero impressionante quanti si sono rimessi a scommettere su qualcosa di così unico, così difficile da coltivare e così ancora incomprensibile per tanti versi. Certo. Se tu dovevi paragonare Pignolo come vino con un film, che film sarebbe? Mi fai una domanda molto, molto bella. Guarda, mi piace pensare sempre ai vini come dei colori o delle sensazioni tattili, per cui ti direi qualcosa che mi ricorda paesaggi molto belli e armonie molto sottili, quindi un film dove anche la colonna sonora, per esempio, è qualcosa di importante. Ok, molto bella. Hai qualcosa in mente? No, su due piedi non mi viene in mente su due niente. piedi, ok. Però ok, benissimo. Michela, grazie tantissimo. Grazie a te, sempre Wayne. un piacere vederti. Grazie per l'intervista. Dai, così mi hai raccontato cosa ti rende felice al vino. Subito dopo questa conversazione con Michela ho mandato, lei ha detto, devi dirmi un nome di un film che hai paragonato con il Pignolo, e lei mi ha mandato non uno ma tre. Mi ha mandato 3 film molto profondi e con una colonna sonora importante. La lezione di piano è una film bellissima, il film blu delle 3 colori, e l'ultimo c'è stato un film che si chiama Departures. Allora grazie a Michela per il tempo passato qui con noi, e adesso andiamo a sentire una piccola intervista con Matteo Bellotto. Chi non sa Matteo Bellotto? Matteo è un grandissimo comunicatore. Sentire Matteo quando si comincia a parlare di vino e filosofia, perché ovviamente è laureato in filosofia, c'è sempre qualcosa di conoscere, di scoprire, di capire di nuovo. Allora è sempre un piacere, e sentiamo insieme questa conversazione con Matteo Bellotto. Yes.
Ciao Matteo. Ciao. Come stai? Come è piaciuta questa giornata del World Pignolo Day? Allora, molto bene. Già ieri sera io ho avuto la fortuna, il piacere e l'onore di essere a questa degustazione inaspettata insieme a Ben Little e Andrea Lonardi. Volevo chiederti proprio di quello. Il Master of Wine. La giornata di oggi ho seguito un paio di convegni. Intanto è bello, come anche stiamo cercando di fare come Colli Orientali, di trovare il vino in luoghi belli. Siamo in un posto bellissimo qui in Salaiace, avere l'ospitalità del comune di Udine, che comunque è un luogo centrale per il Friuli e che è molto importante parlare di Pignolo, parlare proprio di vino nella città di Udine, di modo che ci sia sempre maggiore consapevolezza dei nostri vini, conoscendoli molto di più. E credo anche che questi convegni, questi luoghi e questi momenti possono essere utili. Poi, sai, avere tutti questi pignoli da degustare in una stessa stanza non capita tutti i giorni. Solo una volta all'anno. Esatto. Volevo chiederti di questa degustazione ieri sera. Cosa puoi raccontarmi? Perché non avevo il fortuna di avere un posto. Allora, cos'era la cosa più inaspettata della serata, diciamo così? Allora, diverse cose sono state inaspettate. Ok. Intanto il inaspettato è stato il fatto di ritrovarsi, come sempre accade in queste degustazioni, a dover avere dei momenti da gestire in quel momento. Una delle cose che ha chiesto Andrea Lonardi, il Master of Wine, che è una cosa che io non faccio mai alle degustazioni, ha chiesto proprio 15 minuti di silenzio affinché tutte le persone degustassero liberamente in silenzio. Bello. Che può essere bello, può essere complesso. Io personalmente non lo faccio nelle mie degustazioni, però ho imparato molto anche da questo approccio, vedendo come lo fa lui, e sicuramente è stato un momento importante. Poi il dover raccontare un po' questa parte dei pignoli con le aziende presenti, che poi non è che intervenivano ma erano lì accanto, è stato ancora più carino. Poi alla fine ovviamente il Master of Wine ha detto quello che voleva, però la cosa che è più inaspettata per me, perché io che ho fatto tante degustazioni di pignoli, o comunque che conosco abbastanza bene questa regione, è vedere come il pignolo sia capace di insegnarti delle cose ogni volta. Perché la cosa incredibile del pignolo è, per quanto tu pensi di conoscerlo, ogni volta che lo assaggi lui o ti dice che non hai capito o ti insegna un'altra cosa. Bello. E ti dice sempre che puoi avvicinarti a lui, ma non puoi trattenerlo. Okay. La difficoltà di produrre pignolo, sia dalla campagna che successivamente in cantina, è la stessa che poi hai nel momento in cui lo devi raccontare. Ci vuole una sensibilità diversa nel raccontare il pignolo, servono diverse parole, servono diversi sentori da raccontare, serve una diversa sensibilità che tu devi sviluppare. Ed è un vino che ti richiede del tempo prima che tu possa dire di averlo compreso, e non credo che avrò abbastanza tempo nella mia vita per comprenderlo. Ma la cosa meravigliosa del pignolo è questo: ti insegna a stare al tuo posto. Anche ieri, con un Master of Wine accanto che ha preso tanti appunti, ci ha dato tante indicazioni anche su quello che è la sua idea di degustazione e quant'altro, io lì mi sono reso conto di quanto non soltanto mi fossi sentito piccolo accanto a un Master of Wine, ma di quanto il pignolo ci avesse fatto sentire piccoli tutti quanti. Ok, molto bello. Puoi descrivermi, per te, sto pensando di questi concetto di un core memory. No, so che tu inglese, che è molto buono, non riesco a esprimere questa cosa in italiano, ma tu hai un core memory per pignolo, non lo so, primo esperienza, una bottiglia particolare, un'occasione speciale? Allora, no da un punto di vista del vino, ma sì da un punto di vista dell'uva. Okay. Io ricordo la prima volta che ho assaggiato l'uva, senza aver mai bevuto il vino. Dov'era? Era a Rosazzo. Ok. E lì ho capito che ero davanti a qualcosa, ma ero molto piccolo. Però io ieri ho giocato su 3 parole sul mio intervento. Le 3 parole sono la tradizione, la nostalgia e l'inutilità. Ok. La tradizione... Inutilità. Sì. Ok. E ti spiego perché. Ok.
tradizione, noi pensiamo, quando diciamo la parola tradizione è legato a un qualcosa che ha al passato, ma in realtà non è così, che la tradizione è la cosa più contemporanea che ci sia. Il Pignolo è un vino contemporaneo, un vino del presente, anche se ha il tempo dalla sua parte. Certo. Però racconta molto del Friuli, perché Friuli è una terra che è stata antica, è stata medievale per molto tempo, è contemporanea ma non è mai stata moderna. Ok. Il Pignolo è contemporaneo, non è mai stato moderno. Ok. La seconda è la parte che riguarda appunto la nostalgia. La nostalgia oggi è diventata un'industria, no? Basta vedere tutte le reunion di gruppi che non dovrebbero più suonare tra di loro. Ok. Perché il capitale ha trasformato un sentimento in qualcosa da vendere a qualcun altro, no? Certo. Ed è per quello che ci sono tante persone che spendono un sacco di soldi per andarsi a vedere gli Oasis, che forse era meglio non suonassero più. Esatto, l'abbiamo parlato E questo, di questo l'altra e questo è sera. solo un esempio. Ma la cosa più importante è la parola inutile. Noi pensiamo, nel sistema capitale dove viviamo, che ogni cosa debba avere una sua utilità, no? Pensiamo ai mercati, deve essere utile per questo, quant'altro, eccetera. Il Pignolo, per i numeri che ha e per quello che rappresenta per le aziende, non è utile alla vita delle aziende. Voglio dire, se oggi le aziende smettessero di farlo quel Pignolo, starebbero in piedi lo stesso economicamente perché si sostengono con altro. Quindi lo fanno non per una questione di utilità. In più, le cose più inutili nella nostra vita sono quelle che andiamo a cercare nei momenti in cui proviamo dei sentimenti profondi, che siano l'amore o il dolore. Nel momento in cui viviamo un amore o un dolore andiamo a cercare una poesia, una canzone, no? Tutte quelle cose che ti dicono, non perdere tempo con quelle cose qua in Friuli. Ok. Eppure quando arriva quel momento tu le vai a cercare. Dunque il Pignolo ha la fortuna di essere inutile. Inutile perché non è legato alle leggi del mercato. Non è una cosa, è una cosa che tu scegli, non è una cosa che tu devi avere. Il futuro del vino deve essere per me l'inutilità, cioè il fatto che rimanga in quella parte umana che non lo fa diventare merce, ma lo fa diventare scelta, e per fare questo ci vuole un lavoro intellettuale, un lavoro umanistico in questo momento. Dunque la mia memoria del Pignolo è che quella volta che ho assaggiato quel chicco di uva così ruvido, che non avevo mai provato prima, quella sensazione proprio come di assaggiare un sassolino, qualcosa veramente che senti quel tannino che già ti aggredisce, ho detto wow, qua c'è del carattere. Da lì ho iniziato a studiare e a cercare di capire dove potevo trovare questo vino e solo successivamente ho iniziato a assaggiarlo e a provarlo. Comunque anche nella degustazione che abbiamo qui capiamo una cosa, che è difficile da capire il Pignolo, è difficile da raccontare, perché ancora stiamo, e qui è la felice intuizione che ha avuto Ben, il nostro amico Ben Little, coltivando l'invisibile veramente, perché non abbiamo ancora visione vera di quello che vedremo di questo vino, ma dobbiamo avere coscienza vera di quanto sia contemporaneo. Ok, molto bello. Allora, sto facendo tante diverse domande alle persone oggi. Allora, so che tu sei un studente di filosofia, allora ti stimo tantissimo per questi... Sì, sono stato studente, mi sono anche poi laureato poi, no? Esatto, no, studente, ma Sì. in quel senso. Studioso. E allora, se tu potevi paragonare il Pignolo con un filosofo... Allora, qui la scelta è assolutamente una di quelle cose che non mi mettono neanche in imbarazzo, perché non avrei alcun dubbio proprio Ok, allora non c'è neanche da pensare. Per me, ovviamente Per te. è un'opinione personale, Certo. ma è sicuramente Nietzsche. Perché? Nietzsche nasce nel 1844 e muore nel 1900. Nietzsche è un filosofo che ha distrutto tutto quello che riguarda la filosofia occidentale intesa come sistema filosofico. Ok. Lui diceva che bisogna trasvalutare tutti i valori, bisogna uccidere i padri, bisogna fare tutta questa serie di cose. Lui teorizza quella che Nietzsche purtroppo troppo spesso è stato considerato il filosofo del pessimismo in qualche modo. In realtà lui porta avanti quella teoria che è la più terribile, bella come la chiama lui, e la più gioiosa, che è la teoria dell'eterno ritorno dell'uguale. Che cosa significa? Significa che
se tu provi a immaginare la tua vita sapendo con una consapevolezza che tutto quello che hai passato nella tua vita si ripeterà all'infinito senza che tu possa fare nulla per cambiare ciò che hai vissuto. Il tuo primo pensiero sarebbe, tu pensi ai dolori che hai vissuto, alle sfide che hai provato, dici non vorrei ripassare quello, quindi pensi, cavolo che brutto pensiero. Però lui ti dice questo. Ma se invece tu adesso, oggi, vivi la tua vita, sapendo che si ripeterà all'infinito per infinite volte non puoi cambiare, e tu vuoi che la tua vita oggi si ripeta per sempre, senza che tu voglia cambiare, allora tu inizi a vivere il tuo presente sperando che nulla cambi all'infinito per sempre. E allora cambi la tua vita. Cambi la tua vita rivolta verso la gioia. Ti dimentichi dei dolori che passerai, che ti servono per crescere, ma porterai avanti tutto. Il pignolo è contemporaneo per questo. È contemporaneo perché ha quella durezza di una cosa che devi capire in un attimo, ma non appena la capisci, sai che può essere il più grande e più bel pensiero del mondo che sia mai stato concepito. E serve a te il coraggio per portarlo avanti nella vita, perché quel pensiero lì c'è e esiste e lo devi portare avanti tu, perché la vita è un supermercato dove è tutto gratis, ma devi alzarti e andare a prendere quello che c'è. Bellissimo. Matteo, grazie tantissimo. Grazie è stato a te, veramente bello di sentire queste cose qua. Ci vediamo sicuramente in giro. Tante grazie. Grazie a te. Ciao. Matteo, sempre queste bellissime conversazioni con Matteo Bellotto. Mi è piaciuto tantissimo quando ho parlato della degustazione inaspettato di pignolo raro, questo concetto dell'utile e inutile, molto molto bello. Prossima intervista viene con una persona che non è mai stato sul podcast, Vladimiro Tulisso. Vladimiro Tulisso è una giornalista di Udine, un delegato dell'AIS, una persona molto gentile, molto interessante e ovviamente con una grandissima esperienza nel mondo del vino e con Pignolo. La cosa che mi è piaciuto tantissimo di questa conversazione con Vladimiro è stato, ha detto che l'importanza di un'identità certa sul Pignolo. Allora, andiamo avanti di sentire questa conversazione veloce con Vladimiro Tulisso. Eccoci, ciao Vladimiro, come stai? Io sto molto bene, grazie. Bene, piacere vederti. Altrettanto. Allora, parliamo un po' oggi, World Pignolo Day, dobbiamo parlare un po' di Pignolo. Hai una memoria, qualcosa, il tuo primo amore, la tua prima esperienza quando hai assaggiato un Pignolo veramente speciale? Sì, posso dirlo che forse arretriamo fino all'adolescenza. Adolescenza proprio? Sì, perché io ho la fortuna di conoscere l'azienda Ermaccore. Ok, E quindi grande azienda. Esatto. Ho studiato insieme con Dario e quindi, diciamo, non ne sono sicurissimo, ma temo che alla fine degli anni '80 ho bevuto il mio primo Pignolo. Ok. Seriamente l'approccio serio è arrivato con gli studi di enologia e quindi con l'attenzione al vitigno. Ok. E la massima attenzione al vino lo riconduco proprio ai World Pignolo Day da 3 anni in poi. Avevo già conosciuto Ben che vagava nei vigneti dei colli orientali. Sì. Con una certa curiosità, devo dire, all'inizio, certo. Perché anche Ben non ha avuto, come dire, vita facile, nel senso che all'inizio sembrava un personaggio strano, poi invece l'abbiamo conosciuto come un profondo conoscitore sia dell'anima del Pignolo che dell'anima del vino. È stato per il Pignolo, per me e credo per molti vignaioli, è stato un incontro favorevole, un incontro positivo. Ma secondo me, e correggimi se sbaglio, tu puoi anche intervenire, però secondo me questa storia di amore tra Ben e Pignolo è una storia di amore vero, perché a parte dell'amore, chi poteva
muovere, ispirare una persona per scrivere un libro, fare tutto questo lavoro per portare a World Pignolo Day a questo livello. Sì, concordo con te, non può essere soltanto un interesse culturale, ci deve essere una spinta emozionale. Certo. Ricordo che Ben, quando arrivò e incontrò per la prima volta quello che ora è suo suocero, incontrò il Refosco dal Peduncolo Rosso come primo vino a tavola, e dal Refosco poi, che già lo lasciò, come dire, soddisfatto, attratto, poi incontrò questo vino, e credo che il suo modo di raccontare il Pignolo, ovvero il vino invisibile, è proprio questa ricerca di avventura nell'invisibile che può averlo portato sulla strada della ricerca, fatta con grande acutezza e con grande anche supporto scientifico, perché non c'è dettaglio che Ben non abbia prima compreso e poi analizzato. Il suo non è un libro banale di ricordi personali, non è un diario, è un approfondimento scientifico, una cosa che spero venga anche tradotta in italiano per dare la giusta pubblicità a questo volume, che per ora è solo in lingua inglese. Molto bello, molto bello. E forse il tuo, non lo so, il tuo collegamento emozionale con Pignolo, come si può descrivere? Ma guarda, io degusto vini per l'AIS e quindi ogni anno incontro quasi tutti i pignoli prodotti. Ho un po' di ritrosia su quello che mi arriva in sala degustazione, perché secondo retrosia? me... Sì, spiegami questa parola. Allora diciamo che lo guardo con un po' di sospetto, perché mi arrivano pignoli di tipologie troppo diverse. Ci sono ancora pignoli poco pignoli. Sì, ci sono pignoli molto personali che portano la firma del produttore, cosa assolutamente legittima. Ma se vogliamo andare sul mercato, perché un vino che deve avere successo deve anche essere in grado di arrivare sul mercato e vendersi. Il motivo per cui il Pignolo era scomparso è perché non si vendeva, quindi non ricadiamo nell'errore che era già stato fatto agli inizi del secolo. C'è bisogno di avere un'identità certa, perché se uno incontra un Pignolo nella vita poi vuole reincontrarlo, e quindi eliminerei il disciplinare che Ben ha scritto per la sua associazione. Credo avrà bisogno di un confine ancora più stretto per cercare ancora di avere un'immagine di Pignolo più comune all'interno delle... È più definito. Più definito, certo. Bisogna capire quanto legno usare, per quanto tempo, che tipo di legno. Bisognerà, secondo me, evitare di fare surmaturazioni, di fare appassimenti. Il Pignolo si racconta senza nessuna necessità, è un vino ricco di tannino, e chi lo beve deve accettare questa sua caratteristica. Cercare di, come dire, limitare il tannino aumentando il grado alcolico, aumentando il tasso zuccherino, secondo me viola il carattere del vino, e quindi lo vorrei un vino più spontaneo. Bello. Se potevi regalare una bottiglia di Pignolo, non diciamo chi è, ma il tuo preferito, a qualsiasi persona nella storia, a chi regali questa bottiglia? Ma guarda, mi è capitato al premio Nonino, e grazie anche alla famiglia, l'abbiamo regalato a De Villepin, che era stato primo ministro francese, che era il premio Nonino di quest'anno, ed è tornato a Parigi con 6 bottiglie di 2 aziende dei Colli Orientali. Credo che sia stato il gesto più alto dal punto di vista del contatto con le persone a cui io ho partecipato nell'ultimo periodo. È molto bello. Un'ottima occasione di promozione, e ricordo che in quella giornata del premio Nonino, dove l'unico vino che si è bevuto è stato il Pignolo, il consenso è stato concorde, e lì c'erano 400 persone, e quindi quel timore che il Pignolo non sia un vino facile, in realtà bisogna cancellarlo. Il Pignolo, come tutti i vini, ha un carattere, bisogna rispettare questo carattere e comprenderlo, dopodiché diventa un ottimo vino. Sì, sono completamente d'accordo. Spesso si sente le persone che hanno un po' di paura di certi tipi di vino, e Pignolo è uno di quelli. Certo. No, troppo tannico, troppo ruvido, troppo. Ma secondo me deve aspettare. Purtroppo il Pignolo ha bisogno di tempo, di pazienza,
E un'altra cosa che il disciplinare di Ben dell'associazione già mette in chiaro è che dovrebbe arrivare in bottiglia e quindi nel calice del consumatore dopo 10 anni dalla vendemmia. Esatto. In questo modo il vino è domato, il consumatore può leggerlo senza difficoltà di sorta. Credo che in questo possa nascondersi il successo di questo vino. Ok. E se tu potevi mettere insieme un piatto perfetto per un bicchiere di pignolo, che sarebbe per te? Ovviamente mi orienterei su carni ancora magari cucinate alla brace, che abbiano una grossa aromaticità, perché il vitigno è in grado di sostenere qualsiasi tipo di carne, quindi lo sostituirei benissimo al Chianti per una fiorentina, non avrei nessun dubbio. Assolutamente, io sono d'accordo con te. Benissimo. Vladimiro, grazie Grazie tantissimo per il tempo dedicato. Figurati, è stato un piacere parlare con te. Piacere Ciao. mio. Ciao. Bellissimo questa conversazione con Vladimiro. Adesso andiamo avanti con una conversazione con un'altra donna, con Stefania Dri di Il Roncat. E parliamo di questo conquistadore che abbiamo nel nome di Pignolo. Mi piace tantissimo Stefania, è una persona vivace, pieno di energia, sempre sorridente. Allora andiamo avanti di sentire questa conversazione con Stefania Dri. Stefania Dri, piacere di vederti qui a World Pignolo Day. Piacere mio. Io ho una domanda per te. Stiamo parlando un po' della posizione della tua azienda, perché tu sei un produttrice famosissima per Ramandolo, per quella zona nord del Colli Orientali del Friuli. Allora, la domanda che ti faccio è: tu hai i vigneti di Pignolo più a nord in Friuli Venezia Giulia? Potrebbe essere? Potrebbe essere, perché i miei vigneti non sono a Ramandolo per quanto riguarda il Pignolo. Noi nel 2002 abbiamo acquistato una collina nel comune di Adorniano, che è un'ultima fetta sempre dei Colli Orientali del Friuli, comune di Tricesimo, e lì abbiamo piantato il Pignolo, perché storicamente a Ramandolo abbiamo lasciato quelle che erano le varietà del territorio, e il Pignolo oggettivamente è ritornato dopo, quindi è per noi una storia molto più recente. Ed effettivamente poi a ragionarci, se a Savorniano, che è zona simile di altezza, non ci sono produttori di Pignolo, potrebbe essere effettivamente il più a nord, a meno che oggi magari c'è qualche azienda piccola che magari io non conosco per mia mancanza. Sì. Ecco. Ho visto che anche assaggiando la tua, che tu hai un livello di alcol un pochino più basso, 12,5. Sì, perché noi abbiamo sempre i vini di zona fredda. Esatto. E in più, devo dire la verità, a me non piacciono le alcolicità elevate nei vini rossi, e quindi non vado alla ricerca di concentrazioni con appassimenti o cose di questo tipo che potrebbero sopperire ad un clima più freddo. Tenete conto sempre che appunto noi abbiamo sempre una vendemmia comunque spostata, perché anche Adorniano gode più o meno di un clima abbastanza simile a quello di Ramandolo a livello di tempistiche di vendemmia, e conseguentemente effettivamente non raggiungiamo mai, anche il colore per certi versi del mio Pignolo un po' più scarico, perché in effetti non abbiamo mai quella maturità totale nell'uva, e quindi dal punto di vista polifenolico, a meno che non sia la grande annata che tutti sperano. Esatto, che sarebbe questo 2025, no? Sì, speriamo. Ci sono delle altre sfide particolari sul Pignolo in quella zona lì, essendo un po' più a nord? No, non penso. Diciamo che io sento sicuramente che nel mio territorio io faccio parte del refosco dello Schiopettino come anima. Ecco, il Pignolo lo trovo sempre un vino dove c'è comunque tanta influenza del produttore, no? E quindi perché? Perché c'è l'affinamento in legno. C'è chi sceglie di fare appassimenti, c'è chi, quindi anche oggi qui nella degustazione ci sono effettivamente una gamma di pignoli molto eterogenea, dove la scelta del produttore influenza un pochettino, mentre magari invece un refosco, uno Schiopettino solo acciaio si trovano più facilmente, e lì c'è l'esaltazione del vitigno, no? Ecco, quindi qui secondo me il Pignolo è un vino un po' più complesso,
e che forse appunto i nostri nonni l'avevano dimenticato perché non riuscivano a comprendere che aveva bisogno di un intervento enologico differente per avere un'anima diversa, no? Rispetto magari ai vini giovani che erano abituati a bere. Esatto, ecco. subito. Sì. No. E la tua fa legno, fa acciaio? Fa legno. Sì, perché comunque DOC, quindi è obbligatorio avere 2 anni di affinamento in barrique, quindi fa almeno 2 anni di affinamento in barrique. Poi io non sono così rigida nel dire se ha fatto 2 anni o 2 anni e un mese, queste cose mi interessano anche poco, no? Il vino quando è buono da imbottigliare finalmente ha avuto il suo tempo, ha avuto il suo percorso, indipendentemente dal fatto appunto che sia rimasto almeno 2 anni, quello sì. La tua prima esperienza con Pignolo, la tua, qualcos'altra o non lo so, noi abbiamo cominciato una memoria, un ricordo bellissimo di Pignolo che puoi raccontare? Bellissimo. No, io lo trovo un vitigno molto difficile. Trovo che sia un vitigno che si apprezza solo appunto in purezza. Ecco, secondo me non deve essere mischiato. Io non riesco ad apprezzarlo perché ha delle caratteristiche veramente che non si sposano difficilmente con altre uve. Questa è mia opinione, perlomeno nella nostra zona con le nostre acidità, le nostre caratteristiche. Allora l'ambiente, il momento, non lo so, il piatto, la cena perfetta per te, per un Pignolo? Allora, il Pignolo secondo me sicuramente è un vino da selvaggina per quanto mi riguarda, perlomeno nella mia tipologia dove c'è questa acidità che ti pulisce sempre. Io trovo che sia appunto da carni con un'acidità e quindi la selvaggina è la migliore. Sono stata sorpresa una volta da un abbinamento, ovvero un signore conoscente di mio papà viene in cantina e porta tutto il necessario per fare un risotto col tartufo. Ha portato tutto, compreso il brodo, il riso speciale, insomma, eccetera, ed era un banale risotto al burro con sopra il tartufo. Io inizialmente, in maniera proprio sbagliata, ho pensato di abbinare uno schioppettino perché era delicato il risotto, tartufo sì, però non ci stava per niente bene. Invece stava benissimo il Pignolo. Quindi tartufo e Pignolo, anche con un risotto al burro che è delicato, ma il tartufo ovviamente è molto invadente. Secondo me il Pignolo e il tartufo è perfetto. Allora invitami a casa tua. Chiamo sto signore che vi facciamo questa bellissima esperienza. Esatto. Ecco. Se dovevi paragonare il Pignolo con, non lo so, una figura della storia o un personaggio. Questo è difficile. Questa dovevi avvertirmi prima. La bellezza è ma la potrebbe sorpresa. essere, sì, inaspettato, no, oggi. Inaspettato. Ma potrebbe essere uno dal carattere molto forte, un Napoleone, non so, una roba così, che perché no? Conquistatore. Perché no? Sì, Io credo molto nei rossi friulani e quindi secondo me ci vuole forse un conquistatore, perché certe volte si sottovalutano, il refosco si dà per scontato, lo schioppettino si sta prendendo il suo piede in maniera importante perché è un vitigno secondo me non interessante di più. Però secondo me è troppo gentile. È troppo gentile, invece il Pignolo si confronta con quelli che possono essere i grandi vini, no? Esatto. E quindi ha la possibilità, quindi potrei dire sì un conquistatore. Bellissimo. Ecco. Stefania, grazie tantissimo per il tempo. Grazie a te, ciao. Sempre un piacere di sentire di Stefania, grazie Stefania. Andiamo avanti adesso con il sommelier senza paura, un altro ospite della taverna nel passato, Emanuele Muzzo, che parla di Pignolo ha bisogno veramente di legno, perché mi ha fatto assaggiare un Pignolo fatto senza legno, veramente buono. E allora andiamo avanti con questa conversazione con il sommelier senza paura, Emanuele Muzzo. Emanuele, ciao, come stai? Piacere vederti qui. Cosa mi fai bere qui a World Pignolo Day? Adesso
Ti ho fatto prendere un calice di Casasola. Ah, ok, parliamo di questo. Perché hai scelto questo vino? Perché secondo me, allora, siamo nella collina di Rosazzo, sotto l'abbazia. L'azienda è gestita da Andrea Zen adesso, però Casasola era il vecchio gestore, il parroco, non so il suo ruolo preciso, dei vigneti dell'abbazia di Rosazzo. Ah, ok. E questo ragazzo adesso è in gestione questi mezzo ettaro, poco meno, di questo pignolo, ed è un pignolo che non fa legno. Non fa legno questo? Quindi la provocazione mia è: ma veramente al pignolo serve il legno? Ma che questo è fatto completamente in acciaio? Completamente in acciaio. Wow. C'è un altro veramente? produttore in Friuli che fa solo acciaio, che è Federico Nadalutti, Ok. e Stropolatini fa cemento, tutto il resto fanno legno. Però questo fa solo acciaio. Molto bello. E secondo me è molto interessante, molto varietale, secondo me anche. Secondo me, sì. Cosa tu ricordi la tua prima esperienza con pignolo? Che cos'era? Forse o un pignolo che ti ha colpito per primo? Allora, la mia prima esperienza col pignolo è stata col Pigna Colus di Herman. Ah, ok. Tantissimi anni fa. Ok. Un vino che è sempre sto piaccione, però un pignolo alla fine, però un pignolo molto morbido, molto rotondo, è sempre stato così, secondo me. Sì. Uno che mi ha poi sempre stupito, come forse saprai, è Dorigo. Ok, sì. Abbiamo fatto anche la verticale dei vini di Girolamo insieme. Certo. Dorigo è, devo dire, Abbazia di Rosazzo, sicuramente il 99 prima vigna, grande vino, e comunque l'85 anche di Abbazia di Rosazzo, altro grande pignolo. Ok. Questo a dimostrare che il pignolo dura 30 anni almeno, se fatto in una certa maniera. Sì. Poi sai, ci sono mode, non mode. Sicuramente per i produttori qua è un gioco il pignolo, forse, no? A parte per qualche produttore che è il core business, come Moschioni. Ok. Però per gli altri produttori, però ci sono pochissimi che hanno pignolo come corpo. pochissimi che hanno pignolo, esatto, e dovrebbero farlo tutti bene. Sì. E qualche altro pignolo qui che ti ha colpito? Oggi mi ha colpito Specogna, la conosco molto bene, il pignolo di Cristian e Michele, bello, sicuramente giovane, che ha bisogno di bottiglia. Mi inizia a colpire, questa è nata 2009, il pignolo di Gravner. E lì andiamo a dimostrare che secondo me il pignolo ha bisogno anche, oltre che il pignolo aveva bisogno di un lungo affinamento in legno, sì, ok, o in bottiglia, ma il pignolo ha bisogno sicuramente anche che le viti abbiano una certa età. Esatto, come dice Ben sempre che l'età della vite è molto importante per pignolo. Ecco, non sapevo di questo discorso di Ben, però sono completamente d'accordo con lui. Ok. Perché credo che veramente, dicevo al sommelier lì del banchetto di Gravner, che sarebbe da fare una verticale di Bragg di Gravner, perché io ho usato il 2003, il 2004, il 2007, il 2008 e oggi il 2009, e sento che c'è questa evoluzione. Certo. A parte lui che è un personaggio in evoluzione sempre, però il pignolo si sente che c'è un'evoluzione, che sta migliorando, mi sembra, di anno in anno. Allora, secondo te questo fa parte dell'evoluzione del vigneto stesso? Secondo me sì, in primis l'evoluzione del vigneto, poi anche chiaramente l'evoluzione anche del vignaiolo, però sicuramente del vigneto, secondo me. Poi le barbatelle da Gravner arrivano da Dorigo, quindi arrivano da Monslapade, le barbatelle. Gravner ha piantato pignolo perché è stato convinto da Girolamo Dorigo, perché ha assaggiato gli acidi di Refosco, Tazzolenghe, Pignolo e Schioppettino in Monslapade, e quello che è piaciuto di più, l'acino proprio, è stato quello del pignolo, e ha deciso di piantare il pignolo per fare la storia breve. Comunque sicuramente è un vino difficile, bella questa manifestazione, sicuramente i complimenti vanno a Ben. Assolutamente. Sì. Per la manifestazione, e grazie a te che mi fai parlare anche, quindi che sei bello qua presente con la taverna. Sì, esatto, no, questo è stato bellissimo. Invitato di Ben, allora io devo ringraziare lui per tutto questa bellissimo, accoglienza. La persona è bella e speriamo che possa crescere, insomma, che tanti altri produttori possano aderire all'associazione del pignolo. Mi sembra quelli che producono pignolo, allora sì. Ci sono tanti produttori, ci sono bei vini, ci sono vini un po' meno belli, devo essere sincero,
qualcuno che ti delude c'è. Vabbè, insomma, questo ogni produttore fa quello che crede di fare meglio, penso, no? Ma ogni produttore ha il suo storia, il suo modo, il suo modo di operare, di fare. Esatto. Però insomma, dai, stiamo assistendo a una bella manifestazione, ci sono dei vini molto interessanti su quali valutare. Tornerò ad assaggiare qualcosa che ho trovato interessante. Ok. C'è qualcosa di molto meno, come ti ho detto, cioè io sono molto critico, lo sai che c'è qualcosa di molto meno interessante, sì. Okay. Se dovevi paragonare il Pignolo con un stile di musica. Ah, che domanda che mi fai. A me questa è difficile per me. O un artista. Ma per me il Pignolo è rock and roll. Il Pignolo è rock and roll. Il Pignolo è rock and roll. Sì. È quella cosa strana che esce da tutto, anticonformista, antitutto, cioè, perché è un vino difficile, ribelle, rock and roll è quasi punk rock. Forse addirittura sì, quasi punk rock. Tu sei più esperto di musica di me, io non sono. Rock and roll quando sei veramente fuori, però rock and roll sì, è perché fuori. Il Pignolo è quella cosa che esce, che va, che sì, è tutto strano il Pignolo, no? Punk rock potrebbe essere molto bello, ma rock and roll sicuro. No, sì, per me il Pignolo è rock. Io non sono esperto di musica, però mi richiama questo il Pignolo, ecco, sì. Deve essere un feeling, no? Deve essere un feeling. Sì, sicuramente non la musica classica, non è da Pignolo, insomma. Certo, no, sì, non è proprio musica di sala. No, per niente. Niente. Buono, Emanuele, grazie tantissimo per un paio di minuti qua. Grazie tantissimo, questa Casasola è veramente buonissima, è una rivelazione per me. Casasola, ripeto, è una delle cose più interessanti. No, veramente. È bravo, molto bravo. La mia provocazione che ho fatto all'inizio è: ma veramente il Pignolo ha bisogno di legno? Allora, questo deve fare l'introduzione con lui, in questo modo possiamo fare una puntata di La Taverna con lui. Perfetto. Ok, grazie. Grazie, ciao. Ciao. Grande Emanuele, mi è piaciuto tantissimo parlando di Emanuele, scoprendo che è stato Girolamo Dorigo, il grande Girolamo Dorigo, che ha ispirato Gravner a piantare Pignolo nella zona di Coglio. Interessante, questa è una scoperta anche per me. Ok, siamo arrivati all'ultima conversazione, un'altra ex ospite della taverna, Andrea Amadei di Rai 2 di Decanter, di televisione, molto famoso, è sempre una persona super disponibile, super energetico, ovviamente con una grande coscienza di vino, è stato il conduttore più importante di World Pignolo Day 2025 e con questa conversazione concludiamo questo bellissimo mini puntate che l'abbiamo messo insieme nell'occasione di World Pignolo Day. Adesso sentiamo un po' Andrea Amadei. Grande. Andrea Amadei, grazie tantissimo per tagliare un attimo della tua giornata molto impegnativa qui a World Pignolo Day. Ma grazie a te, Wayne, per questa possibilità, per l'ospitalità e per un tie insieme. Assolutamente, no, non vedo l'ora di forse anche a cena stasera condividere un altro momento conviviale. Lì più di un tie però, mi sa. Assolutamente, ho un'idea che forse stasera andare a casa a piedi. Sì, guarda, l'hotel è in centro, quindi arriviamo a piedi. Io tranquillo. sono 10 minuti di qua a piedi, allora perfetto, sono molto. Perfetto. Allora, dammi un po' delle tue impressioni di questo bellissimo World Pignolo Day. Diceva il genio della lampada: sensazionali poteri cosmici in un minuscolo spazio vitale. Perché? Perché il Pignolo ha ancora poco spazio in Friuli e ovviamente anche nelle carte dei vini del mondo, e questo evento, il World Pignolo Day, insomma 20 marzo, poi ieri l'anticipazione con la degustazione condotta dal Master of Wine Andrea Lonardi, e insomma io ho trovato in poco tempo molti stimoli, ospiti estremamente importanti di caratura internazionale, con argomenti estremamente attuali e interessanti, quindi c'era anche il vino, naturalmente. Certo. Abbiamo avuto la possibilità di assaggiare delle vecchie annate, che non è così comune negli eventi di questo settore, e poi praticamente tutte le interpretazioni di questo vitigno
così raro e recuperato negli ultimi tempi, per cui io ho un profondo amore dai tempi dell'università, ti confesso. Quindi le mie impressioni sul World Pignolo Day sono wow. Sì, anch'io. Quando assaggio un bel pignolo dico sempre wow. Che impressione ti dà il pignolo come carattere? Come si può definire il carattere di pignolo? Beh, il pignolo è un carattere esuberante. Ok. Il pignolo è un vitigno che ti dà tanto perché ha tutto e tutto in abbondanza. Quindi va capito, va assecondato e va lasciato esprimere. Ok. Aspettato, ci vuole pazienza, ci insegna una grande cosa, ci insegna ad avere pazienza. Sì. Ed è un grande esempio questo, esempio nel mondo del vino, sai, è raro questo esempio, soprattutto al giorno d'oggi, ma come sempre raro. Il vino non è solo una bevanda, ma un mezzo, un pretesto per aprire gli occhi sul mondo, e anche il pignolo te li fa spalancare. Ok. Volevo chiederti anche, io ho fatto questa domanda anche delle altre persone, se tu avevi una bottiglia di pignolo, il tuo preferito dalla giornata, e dovevi preparare un piatto per accompagnare questa bellissima bottiglia di pignolo, cosa fai? Una bella coda alla vaccinara, perché io sono un lodigiano trapiantato a Roma. Ok. E quindi la coda alla vaccinara, nella sua versione più nobile, perché ha una storia bellissima la coda alla vaccinara, gli viene aggiunta un po' di cioccolato e un po' di frutta secca e un po' di uvetta. Qualcuno ci mette anche dei canditi in gran segreto, però non dirò il nome del cuoco perché sennò quando torno a Roma poi mi tira una bottigliata. Esatto. E quindi ha queste note intense, note scure, note persistenti. È una carne che non ha neanche tanta grassezza, però ha molta persistenza. E il pignolo, secondo me, con questa morbidezza sua, con queste spezie che si porta dietro e poi queste note di cacao, si sposa che è una meraviglia. Bello. Secondo te il pignolo come carattere rispecchia un po' il carattere dei friulani, per caso? Sì, decisamente. Cioè, oddio, dipende, no? Poi dipende anche da come sei fatto tu. Però il friulano all'inizio è anche normale, se non ti conosce, che sia un po' diffidente. Però quando capisce di avere delle cose in comune con te, e con me ha la passione per il vino, perché non c'è un friulano che non ha la passione per il buon vino, allora poi si distende, si apre in tutta la sua esuberanza. Quindi direi definitivamente sì. Sì, perfetto. E se tu dovevi paragonare il pignolo con, non so, un gruppo di musica, un album, un libro, un film, cosa potrebbe essere il paragone di qualcosa? Beh, mi viene allora sicuramente un Colossal. E a questo punto io ti direi Braveheart. Braveheart? Sì, Braveheart, okay. Perché è un film intenso ma che ti tiene incollato allo schermo. Perfetto. Andrea, grazie tantissimo per il tempo dedicato, sempre un piacere vederti e ci vediamo a cena. Grazie, ci vediamo a cena, sì, e mandi veramente, perché è piacere mio venire in Friuli e venirti a trovare qui davanti ai tuoi microfoni. Grazie per tutto il tuo lavoro oggi, hai fatto dei conduttori di questi interventi, di queste interviste, allora grazie tantissimo per la tua contribuzione al World Pignolo Day. Grazie a voi per avermi dato la possibilità di farlo. Super. Braveheart, bel film, è un film con tantissimo carattere, tantissimo potente, allora sì, veramente come il vino pignolo. Voglio ringraziare tutti gli ospiti che l'abbiamo fatto oggi, da Andrea Amedei, Emanuele Muzzo, Stefania Dri, Vladimir Tulusso, Matteo Bellotto, Adriano Gigante, Paolo Bonazzi e ovviamente Alessandro Venanzi per il tempo dedicato a questo speciale puntata di La Taverna Friuli e World Pignolo Day 2025. Voglio ovviamente ringraziare Ben Little, però voglio anche ringraziare Fabio Attimis Maniago, voglio ringraziare Nicola Comelli e Nicola Ermancora, tutti questi ragazzi che stanno portando avanti questa organizzazione di l'Associazione di Pignolo in Friuli Venezia Giulia. Grazie tantissimo per l'ascolto
e ci vediamo prossima settimana sulla Taverna. Voglio ringraziarvi per essere qui alla Taverna. Non dimenticate di seguirci su Instagram alla Taverna Podcast, Facebook alla Taverna Friuli, e se ci ascolta su Spotify o Apple Podcast, lasciaci una recensione di 5 stelle.